Amici bellini, allora, prima di tutto, grazie per la pazienza che alcuni video stanno uscendo da telefonino. A me, io ripeto, a me piace ogni tanto farli senza tagli, senza filtro, senza quello che esce, quello esce. Non posso tornare indietro, aggiustare, no. Quindi metto l'Inter in copertina perché sull'altro canale Calcio Fluido ho parlato di Juventus Como e mi farebbe piacere perché sto legando, lo so che deve essere un canale separato, però sto legando una serie di discorsi più generali su come può andare poi a finire il campionato e quando poi le squadre possono subire un leggero contraccolpo rispetto a certe partite, rispetto alla preparazione. Ricordiamo il mondiale per club. La Juventus questo contraccolpo lo ha subito proprio in maniera evidente, l'Inter pare di no. Però ci è dovuto mettere un po' della panchina, un po' dei calci piazzati, dove loro fanno valere la loro fisicità, il modo in cui li battono. Non basta essere alti, devi batterli in un modo che Di Marco, lo sapete come funziona. Poi andiamo a vedere le ultime novità, ovviamente, per quanto riguarda Atalanta-Napoli, perché ci dovrebbe essere una novità anche nell'Atalanta che andrebbe a, non dico a pareggiare le nostre assenze, però ne parliamo alla fine. Giusto velocemente, io il primo tempo della partita ho rivisto gli highlights del primo tempo, che c'è una cosa che fa scorrere che è bellissima e ti fa vedere proprio in tempo reale le cose che sono successe, e quindi ho visto un palo, vari interventi di Falcone. Quello che mi sono segnato è 67%. È chiaro, non possiamo paragonare il Lecce con il Como, no? Se volessimo fare il paragone tra la mazzata presa dalla Juve con la mazzata presa dall'Inter, non puoi paragonare perché il Como è un altro tipo di squadra. Però mi è sembrato che insomma il Lecce si sia... vi posso parlare del secondo tempo che ho guardato con attenzione. Nel primo tempo 67% di possesso palla dell'Inter. Ah, adesso vedi, posso vedere che bello quando funziona tutto. Questa è la prima parata abbastanza miracolosa. Cross di Marco, io di Marco. Il tiro di Luis Enrique e poi ok, parata e poi deviazione su, diciamo, vicino alla linea. Poi si passa direttamente a questo calcio piazzato dove segna Mkhitaryan. Però io mi sono scritto perché ho visto 4 salvataggi di Falcone e c'è il giallo a De Vrij. Quel giallo mi permette di dire una cosa, perché ho letto moltissimi che scrivevano adesso che dire, deve chiedere scusa, si devono vergognare, perché si è messo le mani in faccia su una mano messa da De Vrij. Non ho visto, quindi potrebbe essere tranquillamente un fallo da giallo. Hanno ammonito De Vrij. Ora lo diciamo adesso perché sto sentendo un sacco di stronzate, cambiare il protocollo per i secondi gialli. Se state per cambiare il protocollo, cambiatelo per tutti e due i gialli. Non facciamo scema che per il primo giallo non può intervenire solo sul secondo giallo. Sono 2 gialli che ti servono quindi se vuoi evitare veramente le ingiustizie e se questo fallo di De Vrij effettivamente non vale l'ammonizione, Xdira è accentuato, si è messo le mani in faccia, invece è stato trattenuto qua. Se il VAR si rende conto che il giallo, l'ammonizione è sbagliata, ma perché non dovrebbe intervenire? E quindi vedete che senza sciarpe e cravatta se stiamo veramente per cambiare il protocollo, non fate la stupidaggine di cambiare solamente per il secondo giallo e ne approfittiamo adesso. Già l'avevo detto un paio di video fa. Vici. Cambiatelo per tutte e due. Per i gialli che il VAR si rende conto in maniera evidente, non è nemmeno chiara ed evidente, in maniera inequivocabile. Non lo so se è questo il caso, ma se in maniera inequivocabile vi rendete conto che quel giallo non c'è, non ci può essere, che il VAR possa intervenire per chiamare l'arbitro, vienitela a rivedere. Tu hai la sensazione del campo, queste sono le altre telecamere che tu non potevi vedere. Che ne pensi? Il giallo è tolto, il giallo è confermato, il giallo viene cambiato in rosso, anzi ammonisco quell'altro. Perché non si dovrebbe fare? Secondo me approfittiamo di questo episodio dove ho letto molti interisti arrabbiatissimi perché ora devono fare tutta la comparazione con quello che è stato con Bastoni. Non facciamo stupidaggini, grazie. Dopodiché passiamo ovviamente al secondo tempo che ho visto. C'è il primo gol di Di Marco che però era un fuorigioco. Poi
Di Marco ha molte altre occasioni, alla fine esce lui come migliore in campo perché poteva fare un gol. Detto là, male Gutierrez là, che ha tirato prima una volta, poi il secondo tiro rimpallato, eccetera, eccetera. L'altro di testa ci ha provato, però è un fattore su quella fascia che è indissolubile, veramente impossibile da fermare quando sta in questa forma. Mi pare sia arrivato a 15 assist, qualcosa di sovrumano, onestamente, e quindi dal suo calcio d'angolo prima c'è una deviazione e segna Mkhitaryan che entra dalla panchina, e da un altro calcio d'angolo direttamente Akanji che entra dalla panchina. Quindi in copertina ci va sfruttando i piazzati e nel titolo ci va per forza la panchina dell'Inter, perché c'erano delle defezioni. Adesso loro potranno atteggiarsi, a voi manca quella, a noi manca quella. Sì, però quelli che entrano dalla panchina creano comunque una squadra in grado, perfettamente in grado, di risolvere, di sfangare una partita difficile, perché il Lecce con grande piglio stava lì a difendere, ha provato anche a contrattaccare, entra a banda, ha cercato di fare così, poi alla fine manca un così, che dire, si è battuto molto, e ho visto anche un paio di occasioni dove Bastoni, l'arbitro mi è sembrato un po' refrattario nel poi prendersela con Bastoni. Alcune cose mi sono sembrate passare un pochino, c'era un fallo dove poi si sviluppa, e se l'Inter segna sullo sviluppo, Bastoni la palla non la vede mai. Però c'è De Vrij, quindi come vedete le polemiche si possono estendere. Scusate, io avevo trovato un modo. Avevo trovato un modo di non mantenere il microfono qua e di nasconderlo sotto questo microfono qua, è finto perché è da cellulare. Quindi questo è successo. Quindi la Juve, l'Inter vince lo scudetto. Facciamo i complimenti a loro, i complimenti a Chivu. E se si vuole smazzare, si smazzasse il Milan, se vuole provarci. Noi dobbiamo cercare di consolidare quel terzo posto. Come si consolida il terzo posto? Mettendo il Milan nel mirino. Vuoi vedere che il Milan, e allora la voglia di affrontare le partite che restano con tutto, perché si esulterà. Io andrò a Times Square se il Napoli arriva secondo, terzo o quarto, non mi interessa. Dobbiamo esaltare questi ragazzi, perché in questa stagione di grandissime difficoltà, di responsabilità da condividere tra tutti, la preparazione, Conte, la gestione, il mercato, tutto quello che volete voi, nelle grandissime difficoltà i ragazzi ce la stanno mettendo tutta e ci stanno rendendo, almeno a me, stanno rendendo orgoglioso, e questa è una cosa importantissima. Quindi noi andiamo ad Atalanta, che non è una dea. Mi dà un fastidio incredibile quando dicono dea, non era una dea. Andiamo a Bergamo, confermato che non c'è McTominay, tutte le varie cose, non lo so se adesso io adesso controllo se escono nuove cose. Oh loco, Sky Sport, subito, proprio al volo. Leonardo Spinazzola non è al 100% della condizione fisica, in settimana si è allenato parzialmente, è partito comunque con la squadra e partirà inizialmente dalla panchina, il che ti può spiegare Gutierrez da quella parte, non mi spiega però il non utilizzo di Politano, a meno che tu Politano te lo vuoi tenere come cambio che migliorativo così, però partire con Mazzocchi, occhio. Quella che è la novità, che ho letto qualche indiscrezione, è che forse l'Atalanta potrebbe non avere Ederson. Questo è comunque importante per i loro equilibri a centrocampo, di modo che potrebbe essere una partita non bellissima, perché mancano proprio i giocatori per farla vedere, o comunque una partita di folate, e mi spiego anche a quel punto l'utilizzo, la voglia di utilizzare Alisson Santos, che ha nelle folate la sua arma migliore, e allora potrebbe essere anche una scelta. Conte potrebbe anche decidere, Politano non è inamovibile, non è il figlio di Conte Politano. In questo momento Alisson mi garantisce strappo, mi garantisce fantasia, lo conoscono di meno, e posso anche volere Alisson a sinistra, Vergara a destra, e si va sulle ali di un campo che potrebbe essere più ampio se loro ti vengono a prendere a uomo e se tu riesci a scompaginare. Quindi confermiamo quella che è la formazione di cui vi ho parlato ieri, e cioè Milinkovic, Beukema, Buongiorno, Juan Jesus, Mazzocchi a quanto pare, Lobotka, Elmas e Gutierrez, Vergara e Alisson dietro Højlund. In panchina probabilmente Politano, in panchina ci viene Spinazzola e pochi altri, non ne abbiamo molti altri.
Gilmour che non sarà al 100% anche lui, quindi Elmas retrocede, e l'Atalanta con la squadra che bene o male sappiamo. La partita domani è di giorno, di mattina, quindi tranquillamente vi posso postare la reaction, vi posso postare e poi ce ne andiamo live. Ce ne andiamo live tranquillamente. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Vi abbraccio e vi bacio. Forza ragazzi, stringiamoci intorno a questi ragazzi, sosteniamoli. Tanto quelli leggono tutto, vedono tutto, stanno sui social più di noi. Quindi forza alla grande e fate il resto delle cose. Se una cortesia, veramente, andate su Calcio Fluido, vi lascio il link in descrizione magari. Calcio Fluido, perché il discorso è generale, io volevo farlo separato, però mi viene sempre di legare delle cose del Napoli, quindi se vi perdete qualche passaggio va a finire che non capite niente.